Si è tenuto in serata presso il centro civico di Volta Barozzo un incontro sulla nuova linea tranviaria promosso dal comitato cittadino No Rotaie Volta Barozzo. A presenziare sono stati Liliana Gori, Guido Barbieri e Claudio Gori per il comitato, Massimo Bitonci e Simone Borile per la compagine politica, mentre grandi assenti sono stati il sindaco Sergio Giordani e il suo vice Arturo Lorenzoni. Nel corso della discussione sono stati illustrati gli svantaggi del progetto proposto dall'attuale amministrazione di portare un tram su rotaia. Il comitato non è contrario ad un tram, bensì è contrario a questo specifico progetto, fatto di cavi e rotaie. Esistono molte alternative, dai tram a guida ottica agli autobus elettrici, soluzioni molto meno dispendiose ed impattanti rispetto a quelle progettate. Un accento particolare è stato posto anche sul tragitto del tram, che lo vedrà passare per strade molto strette al posto dei cortili e al posto degli ultimi spazi verdi a disposizione del quartiere. Nel frattempo, in questi mesi sono partite anche delle raccolte firme contro la SIR 3, gestite dai comitati di Volta Barozzo e Facciolati per portare Palazzo Moroni a modificare il progetto. Sfishammer Channel News, Padova.